Siamo con il sindaco di Joppolo, Portella, e questa sera l'inaugurazione di un nuovo spazio giochi dedicati ai più piccoli. Eh sì, finalmente va in porto questo, abbiamo inaugurato stasera e partirà il servizio lunedì, questo spazio giochi per bambini. È un progetto finanziato dal distretto sociosanitario di Agrigento che finalmente dopo tanti anni che era partito finalmente decolla. Lunedì inizieremo, ci sono tanti bambini già iscritti, cercheremo di gestirlo insieme con la cooperativa che si è aggiudicato il servizio, la Smida di Enna, e cercheremo di dare questo ulteriore servizio ai nostri concittadini. Ne usufruiranno principalmente i bambini, ma nello stesso tempo le famiglie che ne faranno richiesta. Siamo felici oggi di essere qui e di aver inaugurato questo spazio giochi che era progettato da tanto tempo. Siamo felici anche perché vediamo i nostri bambini già messi in opera, che giocano e sono contenti, e siamo ancora più contenti di poter appoggiare le famiglie, soprattutto le donne che lavorano e che comunque vogliono fare l'uno e l'altro, le mamme e la carriera. A che età possono venire qui i bambini? Sì, i bambini possono venire dai 18 mesi fino ai 3 anni. Sindaco, altre iniziative in itinere, ci stiamo approfittando alle festività natalizie, cosa ci riserva il Comune di Joppolo? Sicuramente organizzeremo il periodo natalizio con tante iniziative, ci sarà sicuramente i vari presepi in giro per il paese con diciamo, le novene, ci saranno delle serate, ci auguriamo che nelle nostre prerogative abbiamo presentato un progetto alla Regione, ci auguriamo che venga finanziato per quest'anno poter fare effettivamente anche il Capodanno in piazza. È un augurio che io mi sto dando insieme con la mia giunta e ci auguriamo che la Regione, l'assessorato al turismo ci faccia contenti per realizzare ciò.